La pace sia con voi. Il vescovo Alberto Tanasini ha così salutato i fedeli delle comunità dell'ambito della Val Petronio: Velva, Missano, Castiglione, San Pietro di Frascati, Campegli e Masso a Castiglione Chiavarese, Bargone e Massasco, San Michele Arcangelo a Casarza Ligure, Cardini, Verici e Francolano sempre a Casarza Ligure, Lemeio, San Saturnino, San Giorgio e Santa Croce a Moneglia. Piccole e grandi realtà distese nella parte più a levante della Val Petronio, in un territorio che va dal Colle di Velva sino alle spiagge di Moneglia, unite dalla comune appartenenza ad un ambito pastorale, per le quali il cammino condiviso è già iniziato in alcuni settori della vita parrocchiale, a partire dal catechismo. Casarza è abbastanza numerosa, comunque delle classi numerose, mentre magari le altre realtà sono un pochino più piccole, ma infatti facciamo anche già un lavoro insieme anche con i giovanissimi delle superiori, con Francolano e Castiglione. È bello, è soprattutto coinvolgente, arricchisce ed è anche una sfida, perché non è così facile lavorare insieme, lavorare in sinergia. Ci proviamo, speriamo di riuscirci, speriamo soprattutto di fare sempre meglio. Anche l'accoglienza al pastore della diocesi è stata pensata insieme. Ai piedi dell'Eucaristia sono stati posti 4 segni, espressioni di tutte le comunità dell'ambito: l'immagine di Maria, la lampada accesa, l'immagine della colomba e il crocifisso. Ognuno deve portare la propria ricchezza per offrire un'immagine di Chiesa unita e nel miglior modo possibile anche comunitaria. Ecco. Il vescovo, nel sottolineare l'impegno condiviso nell'opera di evangelizzazione, ha quindi risposto alla domanda: che visione di Chiesa vorrebbe lasciare? Sommessamente, nel piccolo tratto di strada che ho fatto con voi, vorrei lasciare una Chiesa che vive veramente